Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo unboxing di Reni J, unboxing ovviamente musicale, unboxing vinilico. Avevo in mente di fare, scusate abbasso il volume, se no c'è il ritorno del cellulare che mi serve per vedere se va tutto bene la diretta. Allora, praticamente avevo in mente di fare un film, una diretta dedicata un po' al retro computing, ma ho avuto un problema questa mattina, quindi ho rimpiazzato la diretta retro computing di Reni Retro con una diretta di Reni J di unboxing. Voi sapete che ci sono ancora diversi vinili da aprire, da sballare insieme. E quindi oggi, avendo rimediato una mezz'oretta, così tre quarti d'ora fino a che mia moglie non esce dal lavoro, ho deciso di dedicarmi appunto all'unboxing, e questo è sempre un unboxing dell'acquisto fatto durante il Prime Day dello scorso mese di giugno. Come vedete io non ne faccio tantissimi di video, non riesco a trovare tanto tempo, eppure come acquisti di vinili diciamo non è che ne acquisto chissà quanti, sembrano tanti perché poi messi uno accanto all'altro diventano tanti, perché magari ne compro, che ne so, uno o due al mese, i mesi passano e quindi i vinili aumentano. Però io sono felice di incrementare la mia collezione o con delle edizioni nuove, numerate, limitate, che a me fanno sempre piacere, oppure con dei vinili che proprio non avevo e che mi fa piacere avere adesso quando trovo le occasioni giuste. Come per esempio vedete, questi sono due pacchi grossi, nell'ultima diretta ne avete visto solo uno, l'altro è arrivato perché hanno messo in offerta un disco che diciamo cercavo, che avevo io nel carrello, l'hanno messo con addirittura quasi il 40%, pare che era il 38% di sconto, e quindi io ho preso la palla al balzo e l'ho acquistato. Ok, vi invito sempre su Facebook ad andare a consultare per tutti i partiti di vinili la pagina Facebook Il Mondo del Vinile, il mondo del vinile, fb.com/il mondo del vinile. Sul mondo del vinile io vado sempre a mettere vinili in preordine, vinili in edizioni limitate, vinili colorati, vinili picture disc, vinili in offerta. Insomma, diciamo è una pagina molto curata. Già dentro ci saranno forse già quasi 1000 vinili, non lo so. Io ne aggiungo parecchi, a 10, 20, 30, 40 al giorno. Quindi appena c'ho un attimo mi ci dedico e ne aggiungo altri. Ok, detto questo, voglio vedere se in tempo reale mi si rimpicciolisce questa, perché mi copre quella bella fotografia là dietro. Proprio riguardo questa immagine blu che vedete con scritto Festival Bar, volevo dirvi che il mio canale Twitch ha subito una leggera trasformazione. Momentaneamente è diventato una web radio ovviamente temporanea, cioè ci sto trasmettendo per adesso tutte le compilation del Festival Bar che sono uscite dal 1978 al 2008, quando venne organizzata l'ultima edizione del Festival Bar. Quindi sempre lo stesso indirizzo, twitch.tv/Reni_J, Reni scritto RNY underscore il trattino basso, poi JAY, ok? Reni J. E questa potrete andare ad ascoltare, verranno trasmesse a rotazione tutte le compilation del Festival Bar che sono uscite in commercio dal 78 al 2008. Voi sapete che poi negli anni 90 ebbe il boom, il maggior successo del Festival Bar, e cominciarono ad uscire le compilation rosa, la compilation blu, e poi ogni compilation erano 2 cassette, quindi ogni anno erano 4 cassette, tutto quanto c'è. Attualmente non mi ricordo a che anno siamo arrivati, mi pare che stavamo all'89, è stata messa online ieri in mattinata, però girerà penso per i primi 15 giorni di agosto. Poi torneremo a una programmazione un po' diversa, perché poi ci dedicheremo alle cassette da discoteca mixate, ok? Perché anche di quelle ce n'ho parecchie. Aspettate che forse posso, ecco, modifico leggermente la visuale e così questa qui non ci dà più fastidio. Ok, tutto in diretta, io modifico le visuali anche in diretta. Allora, oggi dobbiamo fare l'unboxing
di questo vinile. Questo è stato comprato, come vi ho detto, durante l'Amazon Prime Day dello scorso giugno. È un bel vinile, pure questo l'ho comprato in offerta. Manca alla mia collezione, quindi mi ha fatto molto piacere andarla ad acquistare. Allora, fatemi vedere se c'è qualche commento. Non c'è, perché ho dovuto levare la chat per fare spazio appunto alla web radio, alla pubblicità della web radio. Allora, andiamo avanti, facciamo subito l'unboxing. Apertura facilitata di Amazon. Tra le altre cose, Certified Frustration Free by Amazon. Oh, ecco il gatto che gioca con il con il pezzo di cartone che ho appena levato. E va bene, allora andiamo a vedere cosa contiene questo pacco. Sempre Sony Music Entertainment, Sony Music Entertainment. Non si legge bene, la telecamera è sempre quella. Sony Music Entertainment. Opla. Claudio Baglioni. Eccolo qua. In questa storia, che è la mia, bellissimo doppio album. Allora, l'altra volta ho fatto, diciamo, una brutta figura, perché pensavo che il vinile che avevo preso era un vinile doppio vinile nero normale, per quanto l'avevo pagato, e invece sono andato a vedere che è un doppio vinile colorato in edizione limitata. Ok? Questo invece è il nuovo album, contiene 14 brani inediti in formato doppio LP, in questa storia che è la mia. Ok? In questa storia che è la mia. Claudio Baglioni. Allora, hanno dato, mi sa, allora vediamo un po'. Disco 1, la tua, c'è scritto capostoria, altrove e qui, non so com'è cominciata, gli anni più belli, quello che sarà di noi. Lato B, in un mondo nuovo, al pianoforte ogni giorno, come ti dirò, 1 e 2, mentre il fiume va. Disco 2, lato A, e firmo in fede un contratto, pioggia blu, mal d'amore, reo confesso, adesso è strano pensare. Lato B, io non sono lì, lei, 12 note, uomo di varietà e fine storia. In questa storia che è la mia, il grandissimo cantautore italiano Claudio Baglioni, autore della famosissima Questo piccolo grande amore, o Adesso tu, Porta Portese, ne potrei dire tantissime. Tra l'altro io ho un CD che in pochissimi hanno, vediamo un po' se sta lì, sì, ve lo faccio vedere riguardo a Claudio Baglioni, perché questo è un triplo DVD, sempre se riesco a prenderlo, sì. Allora, questo è un triplo DVD che davano con un giornalino che forse quelli che hanno la mia età, quelli nati negli anni 70, si ricorderanno molto bene. Allora, il giornalino si chiamava Selezione, ok? Il simbolo era questo, diciamo, cavallo alato, questo Pegaso, ok? E insieme a Selezione, ad un certo punto, diedero questo cofanetto su compact disc, che non è che costava poco, Io questi compact disc, come vedete, li tengo come una reliquia. Sono 3 CD, come vi ho detto, 3 CD, ok? Allora, questi 3 CD erano il meglio all'epoca, tra l'altro. Allora, facciamo, nelle mie dirette, come sapete, si imparano sempre delle cose. Allora, qui c'è una scritta, ve la leggo io perché la telecamera non la mette a fuoco. C'è scritto AAD. Allora,
andiamo a fare un passo indietro nel tempo, sempre con Renny J si va back to the future, si va indietro nel tempo e si ritorna al futuro. Allora, erano da poco usciti questi supporti digitali, ricordiamoci. Allora, la musica veniva lavorata negli studi, a seconda di che studio era. Se era un grande studio magari già si era modernizzato al digitale, se era uno studio più piccolo magari c'aveva ancora parecchie parti analogiche prima di passare alla masterizzazione di questo che è digitale. Allora si rivelò necessario adottare uno standard, diciamo, a livello mondiale per capire se questa musica registrata su questi supporti era totalmente digitale o parzialmente digitale. Ok, parzialmente digitale vuol dire che poteva essere digitale solo la masterizzazione sul supporto, cioè la registrazione sul supporto. Ovviamente questo, essendo un qualcosa di digitale, doveva avvenire per forza in digitale. Ok? Questo standard prevedeva l'utilizzo di 3 lettere che potevano essere o A o D, ognuna di esse. L'ultima, ovviamente, essendo questo un supporto digitale, era sempre D, quindi indicava la masterizzazione. Le prime due invece indicavano la parte di acquisizione della musica che era fatta in analogico e la parte di rielaborazione di processo della musica prima dell'incisione su CD o su, vabbè, in questo caso su CD. Quindi diciamo che all'epoca si andava a caccia dei CD che fossero DDD, cioè DDD significava digitale, 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 voleva dire, all'epoca era una novità, tutti erano entusiasti di questo supporto DVD, di questo supporto CD, scusate, i DVD manco c'erano, quando io ho comprato questo i DVD neanche esistevano, stavano ancora in fase di progetto e di testing. Allora, quindi parliamo di CD audio. Quando uscirono i CD audio tutti erano entusiasti e andavano a cercare appunto gli introvabili CD che avevano 3D nelle caratteristiche. Ok, 3D voleva dire che la musica era stata catturata, quindi registrata dall'orchestra, dal cantante che cantava, eccetera, direttamente in digitale, quindi senza passare per nastri analogici o cose del genere. O anche con gli ADAT, che sempre digitali erano. Gli ADAT, ricordo, erano diciamo, utilizzavano lo standard VHS delle videocassette VHS multitraccia, multipista in formato digitale, cioè erano dei chiamiamoli videoregistratori, ma non erano video, dei registratori particolari che gestivano le cassette di grandezza VHS multitraccia, registrandoci diverse piste digitali. Ok? Molti studi di incisione ne avevano 3-4 di questi ADAT. Ogni ADAT mi pare che poteva registrare fino a 16 tracce digitali su una singola cassetta. E poi c'era ovviamente anche il segnale aggiuntivo di sincronismo, perché gli ADAT, essendo digitali, avevano un segnale di sincronismo per sincronizzare tutte queste tracce simultaneamente per poi andarle a leggere ad ascoltare senza avere ritardi né dell'uno né quando si hanno più lettori ADAT. C'erano degli studi che ce n'erano solo uno perché bastavano 16 tracce, molti altri studi ce n'avevano 3 o 4 addirittura di questi ADAT. E quelli, quindi già parliamo di un futuro, già era un'acquisizione, se veniva acquisito direttamente sull'ADAT, di musica già in digitale. Ok, mentre si parla di acquisizione in analogico quando veniva acquisita sui nastri magnetici, le bobine, non pensiamo alle audiocassette, ma ai vari Revox e apparecchi anche più professionali dedicati alla registrazione professionale dei suoni. Ok? Detto questo, poi veniva rielaborata la musica e poteva essere rielaborata sempre tramite questi nastri magnetici, quindi in analogico, o addirittura direttamente sugli ADAT o su altri supporti digitali. Vedi, anche c'erano, e non erano ancora dei computer, ma erano degli apparecchi che registravano direttamente in digitale
anche sui vecchi hard disk in tempo reale multitraccia senza avere un sistema operativo. Erano degli apparecchi stand alone che registravano in digitale già a qualità CD quello che uno andava a rielaborare e doveva essere rielaborato con un mixer digitale, tutte cose che all'epoca costavano un sacco di soldi, quindi solo alcuni studi potevano permettersi di lavorare totalmente la musica in digitale. Nella maggior parte dei casi io ho parecchi CD dell'epoca, quindi fine anni 80, primi anni 90, con la lettera AAD o al massimo ADD. Ok? Quindi la musica veniva acquisita in analogico, subito digitalizzata e poi elaborata per essere incisa sul supporto finale in digitale e poi masterizzata ovviamente in digitale. Ok? All'epoca c'erano dei masterizzatori solo audio che pure quelli costavano un sacco di soldi, che erano adibiti solo alla masterizzazione di CD solo audio. Ok? Questo per fare i master. Ok? Mi stanno arrivando dei messaggi. Salve Mirko, Mirko, benvenuto su Facebook, all'amico Mirko. Sto spiegando un po' i supporti, la nostra storia, la nostra infanzia, facendo vedere un esempio, un Claudio Baglioni, una compilation che uscì per selezione. Ok? Questa è una bellissima compilation, sono 3 CD. Il primo addirittura contiene, ecco, Questo piccolo grande amore, già nominata, E tu, Sabato pomeriggio, Io me ne andrei, Amore bello, Poster, A modo mio, Porta Portese, Solo, Isolina, E me lo chiami amore, Il pivot, Lampada Osram, Nel sole, nel sale, nel sud e Ragazza di campagna. Quindi queste sono proprio quelle, diciamo, più famose, più diciamo più rappresentative di Claudio Baglioni. Nel CD2 c'è Signoralia, a raccordo è così, 200 lire di castagne, Notte di Natale, Mia libertà, Quante volte, Se casomai, Cincinnato, Aspettare, Viva l'Inghilterra, Io una ragazza e la gente, Una favola blu, Chissà se mi pensi, E ci sei tu, e Apri quella porta, Lacrime di marzo, Gira che ti rigira e Carry On. Sul CD3 c'erano quelle che all'epoca erano un po' più nuove, quindi il CD3 era diciamo dedicato alle ultime che aveva fatto quando è uscito questo. Voglio vedere se c'è una data, ma su questi CD trovare una data leggibile è più impossibile che altro. Qua dice Claudio Baglioni, c'è tutta la storia. Eppure ci dovrebbe stare un copyright, un'autorizzazione, numero, niente. Allora questo per esempio ve lo faccio vedere, il volumetto, eccolo, volumetto che c'era allegato, c'è la storia un po' di Claudio Baglioni, c'è la lista dei brani, no vabbè, la lista dei brani con le durate, ecco, disco 3, ok. E poi c'è una bellissima foto di Claudio Baglioni, che è quella che sta pure in copertina, e viene usata sempre quella. Selezione, niente. No, non l'ho trovato una data, poi la devo andare a vedere su Discogs, che sicuramente c'è. Basta cercare RDCD 170. Nel disco 3 c'è Fratello Sole, Sorella Luna, Una faccia pulita, Cartolina rosa, Lettera, Striptease, Gesù caro fratello, Quanta strada da fare, Miramare, Con tutto l'amore che posso, Canto, Do re mi fa sol, Gagarin, Alza di Giuseppe, Che begli amici, Ninna nanna, Nanna ninna, O Marilù, Il mattino si è svegliato, Quando tu mi baci. E questa era una bellissima compilation. E invece diciamo, oggi abbiamo fatto l'unboxing di questo doppio vinile. Il nuovo album contiene 14 brani inediti in formato doppio LP. L'album si chiama In questa storia che è la mia. Questo è uscito l'anno scorso, copyright 2020, Sony Music Legacy Italy SPA, SIAE ovviamente, quindi sono 1, 2, 3, questi dovrebbero essere 14 brani.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non ho capito come si contano, vabbè. Comunque poi vi pubblicherò il retro, faccio una fotografia e ve la pubblico su Facebook. Comunque ho letto che è un bellissimo doppio vinile, qualche brano già l'ho ascoltato, quindi l'ho voluto prendere proprio per collezione personale, proprio perché Baglioni insieme a Venditti, Cocciante, Vasco Rossi, insomma sono tutti quei cantautori che ci portiamo dietro dai nostri genitori e che ovviamente hanno continuato a fare la loro storia anche con noi della mia generazione, ok? Mentre i vari Eros Ramazzotti, Giovanotti, Articolo 31, eccetera, quelli sono nati con noi e poi stanno andando avanti, diciamo, mentre questi sono pietre miliari perché hanno iniziato con i nostri genitori e hanno continuato con noi e stanno continuando anche magari con le nuove generazioni, ok? Detto questo, è stata una diretta molto molto veloce, non volevo rubarvi più di una mezz'oretta perché poi gli altri due pacchi li sballeremo con più calma in un'altra occasione, anche perché è mezzogiorno, quindi tra breve mia moglie termina il lavoro e devo andare a prenderla. Devo risolvere un altro paio di problemi. Vi ricordo di sintonizzarvi su Twitch TV/ReniJ per ascoltare tutte le compilation del Festival Bar che sono in ciclo continuo almeno per i primi 15 giorni di agosto. Poi se volete scrivermi diciamo in privato su Twitch, volete mettere un commento anche sotto questo video, come vi pare, se volete che io le lasci anche dopo, io le posso lasciare anche dopo il 15 agosto, però diciamo c'è una scaletta che io vorrei rispettare e ho migliaia di compilation da farvi ascoltare, tra le quali anche le varie Piccadilly, le varie Bruno Nicolosi o Lee Marlowe, c'ho le 80 mixage che non sono le mixage quelle originali che uscirono, e poi senza contare anche le varie Hitmania Dance, Hits on 5, ho praticamente una collezione enorme di compilation da mandare a ciclo continuo, diciamo per diversi giorni, su un qualcosa che faccia streaming non come podcast, perché i podcast già li trovate su Mixcloud, un po' dovunque, SoundCloud, su Airdis, insomma un po' dovunque. Che differenzia il podcast da una web radio? Il podcast scegliete voi quello che volete sentire, quando lo volete sentire potete mettere pausa, play, quello che vi pare sul podcast. Magari può essere più comodo, non lo so. Invece la web radio viene deciso dal padrone della radio che cosa trasmettere e voi non potete interferire in nessun modo con questa trasmissione. E questo forse a me è un concetto che mi piace di più, diciamo che uno si sintonizza, non deve stare lì a scegliere, perché poi uno dice: oh, ma mo che mi sento una Piccadilly, un Bruno Nicolosi o un Lee Marlowe o un Massimo Alberti. C'ho anche diverse compilation del grande Massimo Alberti, Mauro Miclini, insomma un sacco di compilation, come ho detto, prese nelle discoteche all'epoca. Quando io andavo in discoteca ero solito acquistare anche la cassettina, diciamo, e queste cassettine sono diventate dei file MP3, le ho digitalizzate con un'ottima piastra della Technics che trovate scritto, no, da qua, Technics, ok? Trovate scritto qui, e quindi con un'ottima qualità, ripulite, rielaborate sempre da me, e quindi vi invito a continuare ad ascoltare questa web radio www.twitch.tv/Reni_J, scritto RENY _ il trattino basso JAY, ok? E potete subito ascoltare anche se non avete Twitch, anche se non avete un account Twitch, ok? Poi ho messo pure un web player per chi la vuole sentire, diciamo, tramite un browser web, sta sul mio sito, quindi https:// www.renatodevita.it/
live scritto live.html, ma questo è solo per accedere via browser allo stesso sito di Twitch. Ok? Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live che come al solito non so quando sarà, quindi niente, grazie di avermi seguito fino a qui, grazie di aver visto insieme a me l'unboxing di in questa storia che è la mia, di Claudio Baglioni. Vi ho spiegato un po' la dicitura AAD, ADD e DDD sui vecchi CD. Quelli nuovi non esiste più questa dicitura perché sono tutti DDD, adesso la musica viene elaborata direttamente in digitale, catturata in digitale, e quindi è diventato inutile proprio questa scritta AAD, ADD e DDD. Adesso sono tutti completamente digitali, anzi molti di questi album c'è scritto quando sono presi dal digitale, presi dal campione a 192 kHz eccetera, ti danno tutte le caratteristiche del campione digitale da cui è stato preso il vinile. Detto questo, veramente vi saluto, sono le ore 12:10 del 2 agosto 2021, questa live è durata circa mezz'ora. Reni J vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima live. Grazie a tutti e un attimo solo che devo levare una cosa, e arrivederci alla prossima live. Grazie.